Ennesima tragedia della montagna, a perdere la vita dopo un volo di 300 metri dalla cima del Gran Paradiso Roberto Di Segna, 58 anni, residente a Fellette di Romano Dezzelino. Il dramma sulla vetta della cima valdostana che si trova al confine tra i comuni di Cogne e Val Savaranche. Di Segna, grande amante ed esperto della montagna, istruttore regionale CAI, fondo ed escursionismo, molto cauto e attento nell'affrontare le scalate, si trovava con un compagno di escursione. I due avevano trascorso la notte al rifugio Chabot. Partiti e arrivati in cima alla parete nord per andare verso la vetta, sono dovuti scendere per un breve tratto. Proprio in questa fase, dove normalmente ci si cala con le corde doppie, è avvenuto l'incidente mortale, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti. L'allarme è stato dato da una cordata di alpinisti che si trovavano in zone e hanno assistito impotenti alla terribile scena. Il corpo ormai senza vita del 58enne è stato recuperato dal soccorso alpino valdostano, giunto sul posto in elicottero, e portato alla camera mortuaria del cimitero di Courmayeur, dove in giornata si sono svolte le operazioni di riconoscimento della salma. La morte di Roberto Di Segna ha raggiunto in un lampo il suo paese d'origine. Zio dell'attuale sindaco Simone Bontorin, era ben voluto da tutti. La sua passione per le vette era nota ai suoi amici, come conferma Davide Comunello, che proprio sabato lo aveva incrociato nel negozio dove lavora. Era un cliente abituale e veniva qua e proprio sabato gli ho detto: ma Roberto, dove vai a fare questo percorso? Vado su nel Gran Paradiso, andiamo via io e un mio amico e facciamo, ma ci sono altre persone che vanno su a fare questo percorso tranquillamente, stai tranquillo, è tutto a posto, basta, tutto là. E poi guarda, adesso ho sentito oggi la notizia drammatica perché ho visto proprio sabato e ho fatto queste domande, tutto là. Che persona era? Umile, tranquilla, bravissimo, veramente un ragazzo speciale. Che amava la montagna però più di ogni altra cosa. Sì, amava andare a sciare, andava a fare arrampicate, cordate, cioè lui la montagna era la sua vita. Grande il dolore della scuola CAI di Bassano, che Di Segna frequentava da anni. Entro mercoledì il corpo del 58enne verrà trasferito a casa per la sepoltura.